Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. I've always been mad. I know I've been mad, like most of us have. They have to explain why you're mad, even if you're not Breathe in the air. Don't be afraid to care. Leave, don't leave me. Look around, choose your own ground. How you live, how you fly. Smiles you'll give and tears you'll cry. All you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole, get the sun. When at last the work is done, don't sit down, it's time to dig another one. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. The Dark Side of the Moon apre questa nostra puntata numero 1168 di Zoom. Io sono Antonino Danna e questo è l'appuntamento di oggi, martedì 7 aprile dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, avete appena ascoltato i Pink Floyd con Speak to Me, Breathe del 1973, che è il pezzo, o meglio sono i due pezzi che aprono un album immortale, appunto The Dark Side of the Moon, visto che ieri notte il lato oscuro, in realtà non è oscuro, semplicemente la faccia che noi non vediamo del nostro satellite, è stato visto a occhio nudo tutto intero
cosa che non era mai successa nella storia dell'esplorazione spaziale. Questo perché l'Apollo 8 ci passò un po' troppo basso, l'Apollo 13 ci passò proprio di sopra, però erano in tutt'altre faccende affaccendati, come sapete, che fu il famoso disastroso successo della NASA nell'aprile del 1970. Il volo dell'Apollo 13 cominciava l'11 di aprile del 1970 alle 13:13, quando si dice che il 13 porta bene. E già che ci siamo, insomma, i Pink Floyd nel 1973 realizzano questo disco immortale. Ieri notte è stato un momento coinvolgente, commovente, che ha avuto anche il suo momento, se vogliamo, un po' comico, perché quando la navicella Integrity stava per superare il record dell'Apollo 13 del 1970, si è visto svolazzare in bella vista un enorme barattolo di Nutella che, a guardare il fermo immagine, tra l'altro sembrava essere stato in parte consumato dagli astronauti. Io credo che alla Ferrero, ad Alba, probabilmente abbiano ballato su un piede solo tutta la notte, e credo abbiano avuto ampiamente merito nel farlo, perché chiaramente tu spendi soldi per pianificare la pubblicità, poi dopo vai su tutte le TV del mondo nel giro di 30 secondi gratis, ed è giusto così. Viva la Nutella, che è un simbolo dell'Italia, come la Vespa, la pizza, l'Alfa Romeo, il Pino di Napoli, il Duomo di Milano e quello che volete voi. Maurizio, grazie per aver apprezzato i Pink Floyd, musica eterna, felice di averla vissuta, parole santissime, caro Maurizio, come non essere d'accordo con te. Ma adesso vi ricordo, come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Ma adesso, signore e signori, arriva sempre lui, 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp, oppure 0292947222, quando ve lo dirò io, perché alle 18:40 ci sarà con noi il senatore Claudio Borghi per Scuola di Magia. Ma adesso, in un'infilata unica, l'implacabile Pierluigi Magnaschi con Diritto e Rovescio, e poi avremo il nostro gradito ospite di stasera per Qui Parlamento, l'onorevole Fabrizio Cecchetti, che ho ascoltato qualche minuto fa. Vai pure Natalia, buon lavoro e grazie, ben trovata. L'ultimo viaggio verso la Luna era avvenuto nel 1968, cioè 58 anni fa. Era la missione Apollo 8. Adesso è Artemis 2, che ha per compito quello di girare dietro the dark side of the moon, cioè la faccia nascosta della Luna. Ma questa sarà solo la prima tappa, perché in prospettiva c'è anche il successivo, anche se non immediato, salto verso Marte. 68 anni fa la RAI seguì la vicenda con grandi mezzi e straordinari giornalisti come Piero Angela dagli Stati Uniti e Tito Stagno da Roma. Adesso invece la RAI non ha realizzato neanche un collegamento in diretto. I giornali hanno fatto anche peggio, molti non hanno la notizia in prima pagina, altri l'hanno relegata in una pagina interna a 2 colonne. Siamo un paese che non solo ha perso lo stupore, ma non capisce nemmeno più le svolte destinate a cambiare il mondo. Per ogni dollaro investito in Artemis ci sarà infatti un ritorno di $3 in ricadute economiche, scoperte scientifiche e cure mediche. Si apre una grande finestra sul futuro, ma agli italiani non è stato fatto sapere. Qui Parlamento. Il mio gradito ospite di questa sera è l'onorevole Fabrizio Cecchetti. Buonasera onorevole, ben ritrovato. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. E allora, onorevole, come sono andate queste comunicazioni con il ministro Crosetto?
Ma sono state comunicazioni richieste, poi in questo caso era un'informativa dalle opposizioni per la questione delle basi, ricorderete nei giorni scorsi su Sigonella, poi corsi e ricorsi storici da Craxi, e i nostri ascoltatori magari un po' più avanti con l'età si ricordano delle questioni. Era di fatto un'informativa richiesta dalle opposizioni, ma con l'unico scopo di attaccare come al solito il governo, la nostra linea su tutti i temi che in questi giorni ci stanno toccando e stanno toccando tutti i cittadini da vicino, no? Che vanno dalla preoccupazione di questo conflitto che sicuramente noi non abbiamo cercato e nessuno di noi ha mai voluto, ma che di fatto sta poi facendo pagare con ripercussioni ben chiare e lì davanti a tutti gli occhi, soprattutto per chi utilizza molto l'autovettura, il rincaro del gasolio, della benzina, anche il rincaro in questi giorni di festività, di beni di prima necessità. Quindi una guerra che noi non abbiamo voluto, non abbiamo cercato, ma che sicuramente ci sta creando problemi. L'opposizione fa il suo gioco, quello che preoccupa tutti noi, che a volte bisognerebbe anteporre all'interesse politico l'interesse di tutti noi. Stiamo parlando di una guerra che sì, non è mai stata voluta, ma in un territorio come quello appunto del Medio Oriente, dove ci sono dei regimi che negli ultimi mesi, negli ultimi anni hanno massacrato il proprio popolo, pensiamo proprio all'Iran, piuttosto che a tantissime altre situazioni che non possono essere derubricate in nome della pace così, senza poi avere delle conseguenze e dei precisi interventi da parte dell'Occidente. E quindi davanti a questa situazione è chiaro che la situazione è complessa, l'avete visto anche voi, anche in quello in cui stiamo dicendo adesso, fra qualche ora potrebbe essere totalmente differente, le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, di Israele, insomma una situazione sicuramente complessa, ma che noi vogliamo cercare di gestire. Manca su tutto questo la presenza dell'Europa, perché l'Europa non sta aiutando a uscire da questa situazione dove noi tutti paghiamo le conseguenze, quindi siamo lì insomma a monitorare le varie questioni con senso di responsabilità, perché è fondamentale. Onorevole, scusi, questi qui a livello europeo stanno cominciando a pensare a quelle ridicole soluzioni che vennero adottate negli anni 70 con la crisi energetica, cioè ridurre l'illuminazione pubblica, le domeniche a piedi, le targhe alterne. Adesso c'è lo smart working, quindi ci sarà anche lo smart working. Mi scusi, ma a parte queste bambinate che non servono a niente, che cosa si può fare per uscire da questa situazione? Ma noi, allora, ci sono tanti temi e sono tanto complessi, quindi in pochi minuti diventa difficoltoso approfondire e dare risposta a tutto. Sicuramente quello che stiamo dicendo noi come Lega è uno dei problemi principali lì sotto gli occhi di tutti, la questione dell'energia. Due soluzioni nell'immediato a livello europeo potrebbero sospendere quella tassazione sugli ETS, i famosi quell'aumento di tasse dovute all'utilizzo di materiali e di carburanti più inquinanti. La sospensione in questo momento di queste ulteriori tasse porterebbe grande beneficio nelle bollette dei nostri ascoltatori ed è il primo passaggio. Dopodiché noi come Lega lo continuiamo a dire, ma ci guardano sempre un po' storti, sul fatto di riaprire i contatti con la Russia per quanto riguarda il gas e l'energia appunto che noi potremmo avere direttamente dalla Russia, che non vuol dire essere amici di Putin e rompere quindi alleanze a livello europeo e tutto quello che ne consegue, ma bisogna usare la testa e il buon senso. Noi non possiamo isolarci dal mondo perché da una parte non arriva più il petrolio e dall'altra parte abbiamo chiuso i rubinetti del gas perché abbiamo messo sanzioni da 4 anni alla Russia senza essere in guerra con la Russia, perché l'Italia non è in guerra con la Russia. Noi paghiamo tutte le conseguenze di una posizione che invece di aiutare la nostra gente sta creando sempre più problemi, e quindi prima di bloccare le bambinate come lei diceva ci sarebbero degli altri interventi
che hanno necessità anche un po' più di coraggio. Però in questo momento la verità è che l'Europa dovrebbe fare l'Europa e invece ci si nasconde, e quindi ci troviamo in mezzo al guado, dove da una parte ci sono posizioni sicuramente molto forti, e le abbiamo viste tutte nelle dichiarazioni del presidente Trump, che sono sicuramente anche pesanti da un certo punto di vista, e dall'altra parte abbiamo l'isolamento, perché non abbiamo il coraggio di dire che in questo momento il gas russo a noi farebbe assolutamente comodo, perché dobbiamo dare le risposte ai nostri cittadini che in questo momento sono assolutamente preoccupati da una situazione che da qui in avanti, se non si fa nulla e si sta lì a aspettare non so che cosa, può diventare sicuramente più grave e preoccupante. Senatore, sì, onorevole, mi scusi, onorevole. E ora quali saranno i suoi prossimi impegni? No, i miei impegni, vabbè, hanno poco conto. Come Camera dei Deputati oggi, dopo le informative del ministro Crosetto, avremo, importante e fondamentale, l'informativa del presidente Meloni giovedì mattina alle 9 alla Camera dei Deputati, per parlare un po' di tutte le iniziative che abbiamo in campo come governo per i prossimi mesi, le prossime azioni concrete per aiutare la nostra gente. Io ricordo che in questi giorni, e lì vedo la miopia totale, l'interesse elettorale della sinistra, che ha attaccato Giorgia Meloni per essere andata direttamente unica leader europea, l'unica premier europea direttamente nei territori del Golfo Persico, per cercare appunto di trovare soluzioni per andare incontro alla crisi energetica. Ebbene, questi sono riusciti a dire che questa scappava dai problemi che ci sono nel governo e in Italia per non affrontarli. Ecco, bene, giovedì mattina ci sarà la premier Meloni e ci sarà tutta la maggioranza, che non interessa in questo momento calcoli elettorali, si va al voto prima, dopo, durante, chi se ne frega. Dobbiamo trovare, e ci stiamo lavorando anche in questi giorni che per qualcuno fortunatamente sono un po' più di festività, per trovare tutte le soluzioni, ribadisco, concrete, per andare incontro a tutti quei cittadini che in questo momento sentono l'aumento della crisi dovuta all'aumento dei costi dei carburanti, del gas e quello che poi arriverà, per appunto dare risposte. L'unico nostro pensiero è questa cosa. Di tutto il resto e di quelli che fanno finta di essere dalla parte del paese, ma poi appena possono giocano proprio contro, perché non gliene frega niente realmente della situazione del povero Cristo che deve tirare alla fine del mese. Quindi è questa la differenza tra noi e gli altri. Gli altri pensano ai calcoli elettorali, noi cerchiamo con grande difficoltà, perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, di trovare risposte concrete da dare alla nostra gente. Molto bene, io la ringrazio e ho il piacere di risentirci presto. Grazie a lei, buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso
un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Broncofree a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh. I leaned back on my radio. Oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul said. Then the loud sound it seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That wasn't no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. On someone, so I picked on you. Oh, oh, hey, that's far out. So you heard him too. Oh, oh, switch on the TV. We may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up and tight. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Natalia, alle 18:39 minuti e 14 secondi lo avete ascoltato, era l'immenso David Bowie con Starman del 1972. Intanto diamo un'occhiata all'ADN Kronos. Iran, Trump conferma l'ultimatum, un'intera civiltà forse morirà stanotte, la Casa Bianca non useremo armi nucleari. I media di Teheran, canali di comunicazione con gli USA non sono chiusi, il Times, Mojtaba Khamenei è ricoverato in gravi condizioni e non è cosciente, raid USA sull'isola di Karg, sì, l'isola di Karg da cui fuoriesce
il 90% del greggio iraniano e viene esportato, è stata bombardata, ma non sono stati bombardati i terminali petroliferi. L'attacco è di oggi pomeriggio. L'Iran, Crosetto, l'accordo con gli USA sulle basi non significa essere in guerra, informativa sull'utilizzo delle basi militari nel territorio italiano da parte degli USA, 75 anni d'accordo mai messo in discussione, botta e risposta con l'ambasciata iraniana a Roma sul riferimento a Hiroshima fatto dal titolare della difesa in un'intervista. Ancora, frana petacciato, Italia divisa in due, chiuso un tratto della 14, caos su linea ferroviaria. Crisi energetica e scuola, il ministro Valditara assicura la DAD, la didattica a distanza, non è contemplata in alcun modo. Conte CT dell'Italia, da Zoffa a Capello, può essere l'uomo giusto, ma adesso è arrivato lui, il co-conduttore del martedì, il nostro grande maestro, il nostro grande professore di scuola di magia, il senatore Claudio Borghi. Sigla. Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buonasera, a voi la linea. Grazie Natalia, buonasera senatore, ben trovato. Ma buonasera. Senatore, intanto scusi, buona Pasqua fatta e complimenti per il bel video del battello a pale che ha postato su X, perché io sono uno dei suoi follower, ho visto questo gran bel video girato a Como, insomma, gran bel momento di classe, di bel turismo all'italiana. Detto ciò, però, ahimè, stasera parliamo di tutt'altri tipi di trucchi, perché quello è un trucco che va a vapore. Noi invece stasera parliamo di trucchi che vanno a gas, o sbaglio? No, non sbagli, e oltretutto pensa che per la serie io purtroppo devo avere a che fare con tutta una serie di... Io ormai ho preso una parola che vale per tutto, no? Che è babbeo, no? Cioè, il babbeo racchiude ogni genere di personaggio stupido, no? che incrocio sui social, che vanno dai più pericolosi ai meno pericolosi. Questi sono i meno pericolosi perché non capiscono veramente nulla. Se uno va a vedere sotto il video del Concordia che io ho postato, c'è pure qualcuno che dice: ma se non ti piace il rumore del battello stai a casa tua. Brutto coglione, è casa mia e non solo, e probabilmente magari non sai che essendo che è casa mia da sempre, io da quando ero bambino sapevo riconoscere, da buon insegnante di scuola di magia, sapevo riconoscere senza guardarli tutti i battelli. E non solo, sapevo riconoscere anche i battelli dello stesso tipo, ma tanto in ogni caso ognuno aveva un qualcosa di differente e io ad orecchio lo riconoscevo. Per esempio dei battelli, quelli di media dimensione, il Ninfea serie fiori aveva un tono che era assolutamente inconfondibile, che lo distingueva dal Giglio, tanto per dirne una, e arrivano questi geni, no, a dirmi che se non ti va il fischio del Concordia statene a casa. E poi magari uno va a vedere da dove scrivono e magari scrivono da Buenos Aires, no? Quindi vabbè, che ci devo fare? Io porto pazienza da tutte le parti. Però giustamente, come hai detto tu, forse è il caso di parlare di gas ed è il caso di parlare di energia, per un motivo abbastanza semplice, che adesso, al di là di come sta andando la situazione fra Stati Uniti e Iran, magari oggi, dopo aver ringhiato a vicenda il più possibile, fanno come tante volte succede, no? In natura, no? Che si ringhia
non mordersi, va, mettiamola così, e speriamo che sia così, perché ogni volta che parte un missile, ogni volta che parte qualcosa, poi è sempre la povera gente che ci va di mezzo. Uno pensa sempre che ci siano i famosi bombardamenti chirurgici, quelli mirati e così questo tipo, però alla fine insomma è sempre meglio che non ci siano i bombardamenti proprio di nessun tipo. Però uno deve andare a vedere cos'è la convenienza italiana. La convenienza italiana al momento è un fattore che non può essere sottovalutato, perché i prezzi dell'energia e della benzina, nonostante il taglio delle accise confermato dal governo, e notare, no, anche qui si vede quanti poveracci c'erano nell'allegro mondo della propaganda sinistra, no? Che dicevano è stato solo per 20 giorni il tempo di fare il referendum e poi dopo ecco che sparirà il taglio delle accise. Ovviamente nessuno ha intenzione di fare niente di simile. Il taglio delle accise è stato fatto per 20 giorni perché essendo che una misura era stata fatta per 20 giorni, essendo che è una misura molto costosa per le casse dello Stato, si deve, diciamo, limitare al momento dell'emergenza. Quindi, essendo che tutti incrociamo le dita e speriamo che questa questione si risolva nel migliore dei modi, ma sapendo perfettamente che finché non si risolve si può tranquillamente rinnovare, che è esattamente quello che abbiamo fatto. Per cui, insomma, parole sprecate anche per costoro. Però, al di là di quello, il punto è, come abbiamo già definito le volte scorse, che prima o poi il nodo deve arrivare al pettine. Il nodo deve arrivare al pettine perché il costo di ammortizzare lo shock energetico per i cittadini non è compatibile con tutta una serie di altre possibili spese che in questo momento sono all'orizzonte. Però nel frattempo è arrivata la presa di posizione dell'Unione Europea e, cosa fresca di oggi, ci dice che non bisogna abbandonare il patto di stabilità per la crisi energetica, quindi in buona sostanza i paesi, secondo l'Unione Europea, non devono aiutare i cittadini con il costo della benzina, anzi, se per caso la fanno anche salire va anche meglio, che piuttosto la gente se ne stia a casa, che anzi non vedono l'ora di utilizzare gli stessi strumenti del lockdown, no? Cioè, se tu esci per strada devi avere il come si chiama? Il pass che fa vedere che ti sei iniettato un pochettino di gasolio, no? Perché sennò altrimenti non va bene. Già c'è qualche genio, io non so veramente come altro definirlo, anche da casa nostra. C'è una specie di sindacato della scuola, credo, adesso non mi ricordo bene la sigla, però credo fosse un sindacato della scuola, che ha già lanciato questa idea fantastica, no? Dicendo, dato che c'è la crisi energetica, facciamo la didattica a distanza. Quindi non facciamo andare i bambini a scuola, rifacciamo la DAD, il lockdown. Ma meno male che, ma purtroppo l'hanno detto davvero, ma meno male che abbiamo come ministro Valditara, che non abbiamo invece i soliti che c'erano con la sinistra, altrimenti vi posso assicurare che si sarebbero buttati a pesce su questa possibilità. Valditara fortunatamente stasera ha fatto sapere di toglierselo dalla testa, che si lasciano ancora i bambini a casa perché c'è la crisi energetica, no? Però vedete come ci ritornano sempre, vedete come ci riprovano sempre. Noi siamo qua belli tranquilli a pensare che le cose che facciamo, che diciamo siano corrette, siano le cose migliori per la società, per i cittadini, cosa si può fare con i limiti che ci assegnano. Dall'altra parte ci sono legioni di persone che perseguono un obiettivo di distruzione, un obiettivo sociale,
e ogni opportunità che a loro vedono davanti agli occhi per disgregare la nostra società, che sia con il virus, che sia con il caro energia, per loro è una festa. E quindi dobbiamo tenerci pronti. Purtroppo i vertici di questo pensiero, quindi di questo modo di pensare, stanno a Bruxelles, e qui dice, vabbè, il solito Borghi che ce l'ha contro l'Europa e similari. Ma lo dicono loro. Cioè oggi i rappresentanti dell'Unione Europea, nella persona di, adesso non mi ricordo neanche il nome, comunque conta niente, perché probabilmente sarà di qualche staterello che ha le dimensioni più o meno della provincia di Brescia, come può essere la Lituania o qualcosa del genere, la differenza con la provincia di Brescia è che la provincia di Brescia paga, no, per tutti i soldi che l'Italia dà all'Unione Europea, e invece questi staterelli ricevono, no, i nostri soldi, e ricevendo i nostri soldi, ciononostante, fanno la voce grossa, no, ci dicono come dobbiamo comportarci in giro per qualsiasi cosa, compresa la signora Kaja Kallas, no? Perché non si sa perché l'Unione Europea è così seria che deve affidare la voce della propria politica estera, che non dovrebbe esserci, perché ogni Stato dovrebbe essere libero di fare la propria di politica estera, ma ciononostante fa finta di esserci ed è assegnata appunto a una signora che ha una percentuale di voti di un partito, di uno Stato che appunto ha le dimensioni della provincia di Brescia, ma al contrario della provincia di Brescia riceve soldi. Comunque vabbè, il punto che cos'è? Che per voce di un'altra Kaja Kallas, un clone di costei, oggi l'Unione Europea ha fatto sapere che non bisogna assolutamente aiutare i cittadini con la crisi energetica, perché non ce n'è abbastanza. Dice che si può pensare di intervenire togliendo il patto di stabilità, notare, no? Il patto di stabilità che rende instabili le cose, però vabbè, su questo abbiamo già detto tante volte. Comunque si può pensare di fare qualcosa per aiutare i cittadini togliendo il patto di stabilità se le cose sono gravi, e in questo momento non sono abbastanza gravi, per cui no. Non si può fare. Lasciate pure che la benzina vada a chissà quanto, così che magari qualcun altro che fa finta che vende i pannelli solari, che vende le auto a vela, che vende le auto con il pannello solare sul tetto, no? Così questo tipo possa prendersi magari qualche valigetta di tangenti in più, no? Quindi in attesa che arrivino queste belle valigette piene di soldi, no, nelle tasche di qualche burocrate europeo, ecco che non si possono aiutare i cittadini, e anzi benedetto sia questa cosa, no? Perché così fa capire alla gente che andare in giro con la macchina non va bene, non è una cosa positiva. Usate il mezzo pubblico, usate la metropolitana. Ora, io sono un pezzo metà Milano e metà del Lago di Como. Ora, per la parte di Milano la metropolitana la uso. Vi posso assicurare che a Carateurio la metropolitana non c'è. Vi posso assicurare che se volessi usare il mezzo pubblico posso usare quel battello che voi avete visto prima, ma a parte che ultimamente rischiano di essere un po' troppo pieni di turisti, ma non credo che non consumi niente, anche se gli ultimi battelli che ha messo in acqua la navigazione laghi nelle mani dell'ottimo direttore Marrapodi, consigliato dall'esimio Morelli, che tutto può e tutto vede, sono diciamo dell'ultimissima generazione, che inquinano pochissimo e consumano pochissimo. Però voi capite che non tutti possono avere una metropolitana sotto casa. Vi posso assicurare, per esempio, che nella regione dove sono eletto io, che è la Toscana, che è splendida, anche solo che, come tutti sanno, la bellezza dell'Italia e di quella regione in particolar modo è che ci sono piccoli centri messi fra
fra colline, magari sulla cimetta di una collina con le antiche mura medievali, e per spostarsi da uno all'altro di questi centri vi assicuro che non c'è la metropolitana, e tante volte è necessario spostarsi da una parte all'altra anche soltanto per andare a cercare un bancomat, perché se fosse anche lì per questi mondi, tutte le varie filiali del Monte dei Paschi sarebbero dovute essere chiuse, no? E poi tanti arrangiatevi. Ecco, arrangiatevi un cavolo, perché almeno un ufficio postale e almeno un bancomat da qualche parte li devo trovare. Lascio perdere tutti i vari servizi sanitari che sono stati chiusi a botte di tagli, accompagnati in questa direzione dalla brillante regione Toscana, che diceva che con delle uniche asloni giganti, no, sarebbe andato tutto meglio, invece così non è. Ecco, io ho questi signori qua dell'Unione Europea, che vuol dire che non hanno assolutamente capito niente o hanno capito troppo. In tutti e due i casi non mi piace, perché se non hanno capito niente sono dei cretini e non vanno ascoltati. E vabbè, se hanno capito troppo e invece perseguono una loro agenda che è in danno ai nostri cittadini e a favore delle loro tangenti, peggio mi sento. E quindi, dal mio punto di vista, l'unica cosa che possiamo fare per salutare questi brillanti consigli dell'Unione Europea è fottersene. Io adesso avremo ovviamente anche questa settimana degli incontri con gli alleati, con il nostro ministro Giorgetti, che penso abbia ben chiara la situazione, però ovviamente non può fare quello che diciamo noi e basta, no? È il ministro dell'economia di tutti, e quindi la cosa va spiegata bene, o ci si deve confrontare anche con gli esimi alleati di Fratelli d'Italia, per far capire che noi dobbiamo fregarcene di questi gentili signori dell'Unione Europea e fare quello che è necessario fare, perché in economia, vi posso assicurare, arrivare tardi è molto molto problematico. Se tu lasci che una società vada sott'acqua e tira giù la saracinesca, capite che poi quando arriva l'aiuto dopo, quando la saracinesca è già stata abbassata, non serve più. Bisogna essere tempestivi con gli aiuti quando ci sono delle società, quando ci sono delle imprese che rischiano di essere totalmente fuori mercato con i loro prodotti, perché sennò altrimenti è finita. Per cui noi dobbiamo fregarcene da un lato e cercare di aiutare in questa circostanza quanto più possibile famiglie e imprese. A tal proposito, suggerisco che i nostri amici pensionati che ci seguono diano un'occhiata al cedolino della loro pensione, perché secondo me in questi mesi, se non è questo il prossimo, stanno cominciando ad arrivare un po' di conguagli. Magari sono poca roba, 40 euro, 50 euro, però meglio avere qualche soldino in più che qualche soldino in meno. E dato che, come sempre, ci mette un po' di tempo la ragioneria a fare i decreti attuativi delle cose che noi mettiamo in bilancio, e che da quando c'è questo governo sempre, ogni anno, c'è stato l'aumento e l'adeguamento delle pensioni, al contrario degli anni precedenti dove era bloccato da anni, penso che a tanti pensionati andare a vedere che c'è qualche soldino in più nella loro pensione credo che faccia piacere. Quindi insomma suggerisco agli amici pensionati che sono in ascolto di andare a dare un'occhiatina, e dopo che hanno dato un'occhiatina prepariamoci, perché se vogliamo farci sentire, vale a dire se vogliamo far sì che la nostra posizione, che non è esattamente comune, non è esattamente divisa o condivisa con tutti, perché pensano tutti che ma insomma tutto sommato l'Unione Europea magari bisogna ascoltarla e così via, se invece vogliamo far capire che in realtà noi siamo abbastanza seri nel voler chiedere le cose e la gente è con noi, la possibilità c'è, e vi ricordo che venire in piazza con me, con Matteo Salvini, con tutti i patrioti dell'Unione Europea, quindi da Wilders a Orban, che oggi ha ricevuto la visita
del vicepresidente Vance, che è sotto attacco da tutti, perché tutta l'Unione Europea non vedrebbe l'ora di scalzare il povero Orban dal suo posto di leader, peraltro amatissimo dalla sua gente, ma vedrete che le proveranno in tutti i modi per vedere di far saltare per aria questa elezione, e saremo tutti in piazza Milano il 18. Cominciate a segnarvelo giù. Se siete lontani da Milano, ci sono dei pullman organizzati dalla Lega, trovate tutto sui nostri siti e nelle nostre sezioni regionali. Quanti più saremo e quanta più alta sarà la nostra voce per farci sentire davanti a queste richieste che dovremo portare in primis davanti ai nostri alleati e in secundis poi davanti all'Unione Europea, per notificargli che per noi viene prima la nostra gente e poi le loro regole del cacchio. E io le chiedo 10 secondi di pausa e torniamo subito. Vai. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia. Senatore, senta, in tutto questo, no, qui si discute tanto, addirittura io ho visto stamattina, leggevo che insomma si parla di un ritorno a misure di austerità, le targhe alterne, il blocco del traffico. Senatore, mi scusi, ma queste cazzate, perché tali sono, che nel 1973 non hanno funzionato, non ci hanno fatto risparmiare la benzina, e l'unica cosa che funzionò allora, a qualcuno adesso verrà un brivido sulla schiena, si chiamava, siete pronti? Una tantum. Quella robaccia lì, quella sovrattassa che avete dovuto pagare su tutte le auto sopra i 1600 cc. Mio padre sull'Alfetta ce l'ha pagata 2 volte perché era 1800 cc. Ecco, vorrei capire, no? Tutte ste stronzate qua ce le ripropongono dopo quasi 60 anni. Potrei capire per quale motivo, senatore, mi scusi. Beh, perché come ho detto c'è interesse da parte di qualcuno. Che questo qualcuno riesca a essere o riesce a essere molto, molto convincente, lo abbiamo visto da due parti. Allora, la prima parte, probabilmente ve lo ricordate, quando vi raccontavo che cosa succedeva al governo col Movimento 5 Stelle nel 2018, quel governo che oltretutto molti per certi versi ancora rimpiangono, nonostante insomma gli abbiamo detto in tutti i modi che sì, eravamo contenti tutti all'inizio perché sembrava che ci potesse essere la rivoluzione, ma poi una volta che abbiamo visto che cos'era il Movimento 5 Stelle abbiamo capito che non era possibile fare niente. Bene, questi signori, io non lo so per quale motivo, sicuramente saranno per convinzioni personali, sicuramente non ci sarà stato nessuno che aveva ricevuto qualche incentivo personale per spingere in modo così determinato determinate cose, no? Quindi è sicuramente un qualcosa di spontaneo. Ecco, queste persone però spontaneamente avevano un unico obiettivo mentre erano al governo, che era spingere l'auto elettrica. E come tale, noi che avevamo nel programma tagliare le accise, ci dissero di scordarcelo, anzi che forse le accise andavano aumentate, perché bisognava disincentivare l'uso dell'automobile e bisognava far sì che ci fosse solo l'auto elettrica. Forse qualcuno si ricorda un racconto mio della famosa legge di bilancio, quella del 2018, quando il sottosegretario o viceministro addirittura dell'economia, che era Laura Castelli, insieme con l'onorevole Crippa, così facciamo tutti i nomi, di nascosto, mentre si votavano gli emendamenti per la legge di bilancio,
un emendamento del nostro collega, il bravissimo Viviani, che ogni tanto parla anche, credo, su questa radio, Sì. quando c'è da parlare di pesca e similari, che aveva fatto un emendamento a favore dei pescatori per aiutarli nei momenti di fermo biologico, no? Sapete che ci sono anche qui tutta una serie di regole tale per cui il pescatore italiano non può pescare i pesci in certi periodi dell'anno perché bisogna aiutare la riproduzione, perché non si può, perché sono troppo piccoli, sono troppo grandi, insomma tutte queste robe qua. E allora però giustamente dal suo punto di vista dice sì, ok, i miei colleghi pescatori possono anche stare fermi per qualche regola europea, ma nel frattempo come campano? E quindi aveva presentato un emendamento per aiutarli. Ecco, costoro del Movimento 5 Stelle, senza dirlo, quindi perdendolo dentro una tonnellata di parole che il povero Viviani all'epoca non colse, perché giustamente a lui interessava che venisse approvato il suo emendamento. Poi come ciò veniva fatto non era esattamente la sua priorità, ma ci misero dentro l'ecotassa, che era l'equivalente dell'una tantum. Semplicemente la macchina, quanto più era grande, veniva tassata, e il ricavato di questa tassa che veniva messa sulle automobili veniva trasferito in sgravi per le auto elettriche. La differenza fra miliardi che venivano tassati, che venivano messi sulle tasse per le macchine normali, e miliardi con cui venivano sgravati le auto elettriche, dava come sbilancio i soldini che venivano messi per il risarcimento del pescatore. Quindi in buona sostanza veniva fuori che tipo, fai conto, le nuove tasse sulle auto erano 2 miliardi, gli sgravi per le auto elettriche erano 1 miliardo 999, quell'uno che rimaneva era quello che veniva dato come copertura per i pescatori, in modo tale che così, invece di mettere un punto della legge che fosse chiaro, che fosse visibile, no? A questo proposito, sapendo che noi eravamo contrari, l'aveva ficcato dentro in questa maniera, in modo tale che non venisse visto. E vi posso assicurare, non l'ho visto manco io, che pure ero lì a presiedere, quindi uno dice vabbè, sarai scarso tu. No, sapete che non sono scarso, semplicemente mi aspettavo un minimo di correttezza da questa gente, cosa che invece ovviamente non c'era. Il risultato è che il giorno dopo questa roba l'abbiamo vista sul giornale e abbiamo dovuto smontarla in seconda lettura al Senato, e meno male che all'epoca io riuscii a chiudere, forse gli guastai le uova nel paniere, riuscendo a chiudere per tempo la legge in modo tale da fare 3 letture, perché qualora l'avessero fatto col sistema che da allora in poi vige per qualsiasi tipo di legge, vale a dire che si fa tutto in un lato del Parlamento e poi nell'altro non c'è più tempo di fare niente, bisogna semplicemente prendere atto e approvare a scatola chiusa, significa che quella roba lì sarebbe entrata in vigore e addio fichi, perché lì sarebbero stati dei colpi per chiunque avesse una macchina che ve li raccomando. Per cui io penso che le cose siano così, cioè a un certo punto c'è della gente che non vede l'ora di utilizzare qualsiasi contingenza che provoca dei problemi, che provoca dei guai, per portare avanti dei propri comodi. All'epoca c'era un sacco di gente che voleva fare un botto di soldi su mascherine, vaccini, banchi a rotelle e cose di questo tipo, nonché regolare un po' di conti con tutte quelle categorie odiate, quindi i vari ristoratori, i vari tassisti, i vari ambulanti, i professionisti, che così facendo col lockdown venivano messi fuori gioco, e dall'altra parte invece tutta una serie di categorie da loro protette che potevano tranquillamente starsene a casa con stipendio pieno, pasta asciutta e birretta, e allora a quel punto erano tutti felici. Faccio notare quindi
giusto per dire alcune di queste categorie, io poi non voglio ovviamente generalizzare perché so perfettamente che non è così, però quelli di questo particolare sindacato degli insegnanti, no, che non vedono l'ora di starsene a casa con pasta e birretta e far fare la DAD ai poveri ragazzi, sono quelli che hanno avuto, insieme con gli altri insegnanti, una cosa che secondo me è giusta, vale a dire 3 aumenti di stipendio durante questo governo. Perché gli altri, quelli che loro votano in massa, perché la stragrande maggioranza, non tutti, ripeto, ma la maggioranza degli insegnanti, è noto, prende e si vota il suo amato PD, che li ha sempre affamati. Arriviamo noi, gli rinnoviamo per 3 volte di fila, ed è solo giusto, ma intanto gli altri non facevano neanche questo. Gli rinnoviamo per 3 volte di fila il contratto con congrui aumenti di stipendio, e ciononostante questi soggetti, per tutto ringraziamento, dicono: che bello, ma è aumentato di 3 volte lo stipendio, e io ti chiedo di stare a casa perché c'è la crisi energetica, no? E quindi io vorrei fare la mia adorata didattica a distanza, e chi se ne frega se poi i bambini o i ragazzi non riescono più a socializzare o non riescono più a parlare fra di loro. Senatore, c'è Lisetta al telefono, la vogliamo fare intervenire? Ma certo. Lisetta, buonasera. Allora, sì, buonasera a tutti e due. Allora, sempre sui rincari ingiustificati della benzina, questi sono gli effetti della guerra, naturalmente. Allora, secondo me l'aumento del prezzo del greggio, già a bordo di navi ancora oggi, dico io, ormeggiate sul Mar Rosso, non giustifica in alcun modo un aumento di benzina e diesel, mi sembra, giacenti nei contenitori di tutte le compagnie petrolifere. Di fronte a questa decisione, dico sempre io, indiscriminata, gli automobilisti non hanno scelta e sono vittime di un sistema di monopolio su cui dovrebbe intervenire l'antitrust per valutarne estremi di illegittimità. Da cittadina impotente mi rifugio nell'ironia, fornendo agli inquirenti una prova cosiddetta fumante del possibile reato sistematicamente perpetrato ai nostri danni. Non a caso, l'erogatore del carburante in gergo viene chiamato pistola. Vi saluto tutti e due, buonasera. Senatore. I nostri ascoltatori sono sempre fenomenali. È vero, l'erogatore del carburante è chiamato pistola, e ben lo conosco, perché è stato il primo lavoro fra 1000 virgolette, perché in realtà andavo semplicemente a dare una mano per divertirmi, già da quando ero bambino, in quel di Pogliano Milanese. Io stavo un po' di tempo a casa della nonna a Pogliano Milanese, noto è più come una serie di detti locali così tanto belli che ricordiamo del nostro paese. Pogliano Milanese era noto per essere il paese del boia, perché a quanto pare abitava lì quello che faceva le decapitazioni, no? E io invece, che passavo alcuni mesi, insomma, della mia gioventù a Pogliano Milanese, nella casa di, credo fosse via Dante Alighieri, penso, di fianco alle scuole, sopra esattamente dove c'era la cartoleria, e di fianco alla ferramenta. Chi ha un po' la mia età ed è di Pogliano Milanese, anzi, se vuol magari chiamare per salutare, lo sento volentieri, perché la famiglia di mia nonna sono i Ghidoli, e lì a Pogliano Milanese a metà sono Ghidoli, no? Quindi sicuramente insomma sanno di che parlo, e su quell'angolo lì, credo appunto di quella che era via Dante Alighieri, rispetto allo stradone dove ancora passava un canale che poi si collegava con i Navigli. Io ho fatto tempo a vederlo ancora scoperto con l'acqua che scorreva. C'era un distributore di benzina gestito da un mio mezzo parente,
insomma, dato che non è che c'erano tantissime cose da fare, ogni tanto per simpatia mi teneva lì a dare una mano, e quindi sì, da lì avevo imparato che si chiamavano pistola quelli che diciamo le pompe, quelle da inserire dentro nel serbatoio, sin da quando ero bambino. E è stata anche una delle prime volte che mi avevano fatto maneggiare i soldi, perché il compito che mi aveva dato questo gestore della pompa di benzina era quello di controllare le banconote che mi davano con la macchinetta per vedere se fossero vere o false. No, c'era una bella macchinetta ultravioletto che faceva vedere subito se la banconota era vera o era falsa. E forse da allora avevo cominciato a pensare alla bellezza della lira, no? Ogni tanto arrivavano quei 50.000 euro con su Leonardo, 50.000 euro, sì, 50.000 lire con su Leonardo, che erano bellissime ai tempi. Per quello riguarda la Lisetta, vedete, non è neanche però tanto colpa del singolo distributore. Ormai i distributori sono delle catene molto, molto grandi, e l'unica cosa che posso suggerire è tener presente che ci sono delle differenze fra una catena e l'altra, e quindi non è la stessa cosa andare a fare benzina da una parte o dall'altra. Per esempio, evidentemente, insomma, anche perché sono i più sensibili alle sollecitazioni del governo, i prezzi migliori in questo periodo li sta facendo la Eni. Ma se il distributore dell'Eni fa il prezzo migliore, andate da Eni. C'è ogni modo, anche online, di andare a vedere chi fa i prezzi migliori e cosa. Certo, poi è ovvio che se dovete fare 20 km per andare a un distributore che ha il prezzo più basso, non vi conviene, questo è indubbio. Però insomma, magari con un po' di accortezza si riesce a risparmiare. L'unica cosa però che è sicuro è che non si può andare avanti tanto così, ecco. Mettiamola così, perché voi capite che per un cittadino che magari ha uno stipendio, una pensione di 1.400 euro, 1.500 euro, se il pieno comincia a diventare una percentuale troppo alta rispetto al proprio guadagno totale, e poi non ci sta dentro. Non ci piove, insomma, uno non può ignorare cos'è la realtà della vita, insomma, delle persone. Oltretutto, tenuto presente che questo aumento del carburante rischia di riflettersi oltretutto anche in tutto il resto. Forse non tutti sanno che, ma mi è stato spiegato, pensa te, anche qui da un mio compagno di scuola da ragazzo, che adesso ho scoperto che lavora in una società di prodotti petroliferi. I prezzi nell'extra rete sono ancora peggio, perché mentre diciamo tutti sanno che i distributori di benzina sono osservati, no? E quindi se c'è qualcuno che fa qualche pazzia riescono subito a metterlo in confronto con altri, l'extra rete non è osservata, no? E quindi succede veramente un po' di tutto, e i grossisti, anche in questo caso purtroppo ahimè Eni compresa, non fanno più i prezzi convenienti come invece rispetto, insomma, convenienti ovviamente rispetto alla situazione attuale, come fanno nel distributore. E allora cosa succede? Che le società dell'extra rete, per farvi capire, voi immaginate, che ne so, un'azienda agricola, cioè l'azienda agricola che ha, non so, tipo 20 trattori. E i 20 trattori dell'azienda agricola non vanno a fare il pieno in autostrada, no? Hanno di solito un distributorino interno che viene rifornito appunto da queste società che guardano l'extra rete. Quindi in buona sostanza l'extra rete va a distribuire carburante, no, dove
c'è bisogno e che non riguarda invece quello normale delle macchine che si trovano per strada. E purtroppo i prezzi che vengono praticati sull'extrarete sono molto più alti, perché appunto, non essendo osservati, no, cercano di recuperare evidentemente lì quello che non riescono a incassare sul distributore normale. Però voi capite che il contadino che si trova la benzina che costa magari 25-30% in più, poi il costo della sua coltivazione cambia totalmente. E se cambia il costo della coltivazione, è ovvio che dovrà cercare di vendere poi i suoi prodotti a un prezzo più alto. E voi pensate, questo lo dico anche a qualcuno dei nostri geni, della maggioranza, e voi pensate in questa situazione dove il nostro contadino, per colpa di alcune scelte anche nostre intendo Unione Europea e compagnia bella, non deve riuscire a coltivare il campo pagando tantissimo la benzina, pagando tantissimo l'energia, a voi invece va bene il Mercosur, dove vi arriverà dal Brasile o dall'Argentina, che loro ovviamente al Brasile non gliene frega nulla, no, di questa situazione, è un esportatore di petrolio. Quindi immaginatevi, no, il coltivatore brasiliano che non ha nessun problema dal punto di vista del costo dell'energia, si troverebbe a avere i nostri mercati spalancati, no? E quindi rasare al suolo pure il nostro povero contadino. Quindi alla fine quello che noi continuiamo a dire, gira e rigira, abbiamo ragione, e avremo ragione anche col gas russo, perché voi, come vi ho detto tante volte e come continuo a dire, anche se questa cosa fa andare ai matti la gente, ma io me ne frego totalmente, continuo a dirlo perché penso che sia giusto, se noi potessimo prendere e ricominciare a importare il gas e il petrolio dalla Russia, di quello che succede nel Golfo ci interesserebbe il giusto, perché voi capite che il nostro approvvigionamento tornerebbe a essere quello di prima, vale a dire non toccato da eventuali importazioni dal Qatar, no, o qualsiasi altro paese lontano, oltretutto che devono passare per delle procedure costosissime, perché bisogna prendere il gas, liquefarlo, metterlo dentro in una gasiera, la gasiera deve passare il famigerato stretto di Hormuz. Le assicurazioni faranno pagare questa cosa tantissimo, perché voi immaginate che rischio può essere far passare una gasiera dallo stretto di Hormuz, no? Col rischio che se arriva un missile fa un botto che lo vedono persino quello di Artemis, no? sulla Luna. E dopo aver fatto poi tutto il giro, aver passato il canale di Suez, no, e così via, arrivano finalmente per esempio a Ravenna o qualche altro posto dove bisogna fare tutto il procedimento inverso, no, quindi degassificare il gas, ed ecco che arriva finalmente nella nostra rete. Quando invece di tutto sto casino noi abbiamo in questo momento un tubo che arriva a Tarvisio con la saracinesca chiusa, che se noi per un qualsiasi slancio di intelligenza decidessimo di aprirlo fregandocene di quello che dice l'Unione Europea, avremmo il gas che arriva direttamente dalla Russia senza tutti questi casini che invece comportano l'aumento così grave dei prezzi dell'energia. Anche per questo, anche per chiedere queste cose, che come sempre noi iniziamo a dirle prima e poi arriveranno con comodo gli altri a dire che forse avevamo ragione, è il caso di venire in piazza a Milano il 18 per dire che vogliamo essere liberi di poter scegliere anche le nostre politiche energetiche senza che ce le venga a raccontare qualche fenomeno dell'Unione Europea con o senza valigette di soldi. Credo che non ci sia altro da aggiungere a una riflessione simile, appunto, indipendenza e libertà. È arrivato un messaggio sul WhatsApp, Remigration Summit a Milano, si valuti se revocare autorizzazione, rischi di ordine pubblico, Lega deriva antidemocratica. Luigi ci segnala questa
notizia. Meglio. Dov'è il problema dell'ordine pubblico quando non mi pare che chi scenderà in piazza per questo Remigration Summit si porterà le catene o darà fuoco ai negozi, come succede quando altri che scendono in nome della pace con le bandiere della Palestina fanno, o sbaglio? No, non credo, e anche per quello che riguarda ovviamente la nostra piazza del 18, io ricordo che ogni volta che c'è stata una manifestazione della Lega, la piazza è stata lasciata più pulita di come l'abbiamo trovata, tutto veniva messo nei cestini e per terra non è rimasto neanche un foglio di carta. Viceversa, quelli che stanno così nel cuore al Comune di Milano, e similari. E poi scusate, lo so che ognuno ha le sue beghe di casa propria, no? Quindi io normalmente ovviamente sono rappresentante di tutti quelli che mi hanno votato e giustamente questi se ne possono anche fregare di quello che succede in via Torino a Milano. Tuttavia faccio notare che sempre questa geniale amministrazione comunale di Milano, proprio nelle settimane più fondamentali per Milano, perché quelli dove ci sarà il MIART, dove ci sarà il Salone del Mobile e così via, dove milioni di visitatori e turisti pensano di arrivare a Milano, ha ben pensato di sbarrare tutta via Torino, che chiunque insomma appena un po' conosce Milano sa che è un'arteria fondamentale per far passare i tram, per la vita diciamo dei turisti, del passeggio della gente, perché ci sono tutti i negozi di moda giovane, no? E così via. Hanno ben pensato di bloccarla tutta per togliere i sanpietrini e metterci un sano asfalto. Perché giustamente noi dobbiamo vivere più green, no? E mentre noi dobbiamo vivere più green, per consentire alle loro biciclette green di andare meglio, il risultato che cos'è? Che si tolgono tutti i sanpietrini e si mette l'asfalto che notoriamente viene dall'erba, no? No, non è petrolio lavorato e raffinato l'asfalto, no, è green, viene dall'erba. Ecco, questi gonzi, perché tu non puoi andare con la tua Panda 30, ma ci metteranno una bellissima colata d'asfalto su via Torino e nel frattempo in cui la Milano potenzialmente potrebbe scoppiare dai turisti e dai visitatori, e questo per non si sa quanto tempo, non si sa quanti mesi, hanno ben pensato di sbarrarla. Però ragazzi non c'è niente da fare, poi alla fine ricordiamo sempre che la possibilità di farli saltare è sempre nella nostra matita. Certo che se poi alla fine votano sempre sbagliato, perché io sono di Milano, sono miliardario, ho il lattico e quindi voto a sinistra, e poi non ci liberiamo più di questi soggetti, per cui anche per questo motivo, per farci sentire bene proprio in casa di questi ipocriti della sinistra milanese, tutti in piazza il 18 a Milano. Senatore, io la ringrazio come sempre, insomma, al piacere di ritrovarci il 14 di aprile allora. Esatto, e approfitto anche per indicare il prossimo incontro per incontrarmi con il mio libro, che è una scusa per vederci e parlare assieme. Sarà venerdì a Macerata. Molto bene. Sarà anche Bagnai, e insomma tanti altri amici, e sarà possibile chiacchierare un po' assieme di tante cose. Eccellente, allora grazie come sempre e al piacere di ritrovarci tra 168 ore. Grazie ancora. Perfetto, grazie. Di nuovo. Dovrebbe esserci la sigla o mi sbaglio, Natalia? Io mi sbaglio sempre, no, la sigla c'è, andiamo pure. Avete ascoltato Scuola di Magia. Qui Parlamento. Oh, buona gente, si sono fatte le 19, 29 minuti e 8 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà.
Diamo un'occhiatina alle agenzie, apriamo i telefoni allo 0292947222. Nel frattempo vi dico che in Iraq una buona notizia: Kaitab Hezbollah rilascia la reporter americana Shelley Kittleson, lo riporta il New York Times. Scambio con alcuni prigionieri, la donna deve lasciare immediatamente il paese. Ogni tanto una buona notizia. Ancora Trump, un'intera civiltà morirà stanotte, la Casa Bianca, non consideriamo l'uso del nucleare. L'informativa, Crosetta alla Camera sulle basi USA, sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra. Detto ciò, poi abbiamo report, il selfie di Meloni con referente al clan senese, la premier, il mio impegno contro ogni mafia, cristallino e duraturo. Report, l'Italia tra i paesi più longevi, 83,4 anni la speranza di vita. L'Istat, ma crescono le patologie croniche, 13 milioni con più malattie simultanee. E infine nuove regole sullo smart working, ora le aziende rischiano sanzioni. Adesso pausa, ci sentiamo un gran pezzo dei Police, Walking on the Moon del 1979 e torniamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Grazie Natalia, alle 19:34 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. A proposito, abbiamo già il Times di San Diego che dice che la nave da guerra americana John P. Murtaugh partirà appunto dal porto di San Diego e venerdì 10 di aprile incrocerà al largo di San Diego per lo splashdown, il ritorno di Artemis 2 sulla Terra. La capsula spaziale dovrebbe ammarare dopo le 5 del pomeriggio ora locale, quindi le 2 del mattino di sabato 11 di aprile del 2026. Naturalmente non ci sarà, come già non c'è stata nessuna diretta della RAI per il lancio, io immagino che non ci sarà nessuna diretta per l'ammaraggio. Pazienza, vorrà dire che ci rifaremo seguendolo in diretta sul canale YouTube della NASA o su uno dei canali YouTube delle TV americane, perché naturalmente in questo paese, in questi 10 giorni, abbiamo perso un'occasione d'oro per spingere le materie STEM. Le materie STEM sono le materie scientifiche, tecnologiche, matematiche, ingegneristiche, in cui il nostro paese arranca e nei prossimi anni ci sarà molta richiesta di laureati in queste materie. Pensate che potente calamita sarebbe stata se avessimo avuto per esempio un Artemis Day a scuola in questi giorni. Quanti bambini, quanti ragazzi avrebbero potuto prendere in considerazione un percorso del genere? E pensate se la RAI, che pure voglio dire conosce un signore di nome Alberto Angela che avrebbe potuto mettere davanti a un microfono a commentare la diretta via YouTube, se proprio non volevano mandarlo a Cape Canaveral, e magari potevano invitare anche Samantha Cristoforetti a rispondere alle domande dei social. Pensate la RAI che servizio pubblico avrebbe reso a questo paese, in cui fior di analfabeti funzionali ancora ridacchiano con le faccine dicendo che è tutta roba finta fatta ad Hollywood. Ecco, pensate quanto ci avrebbe fatto bene tutto questo, visto e considerato che c'è anche un indotto spaziale del nostro paese. Invece a noi italiani piace molto, ci è piaciuto ammannirci e ascoltare lo psicodramma di 11 tizi in mutande che giocano al pallone e non sono riusciti a qualificarsi con la Bosnia, signori, che se ci avesse giocato la nuova Vibonese allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia probabilmente sarebbe finita in pareggio, chi lo sa. Vogliamo parlare per caso di questo? Vogliamo parlare di tutto il tantam che si è fatto sulle presunte, vere o che siano quel che le vicende extraconiugali o coniugali del ministro dell'interno? Ma chi se ne fotte, detto proprio tra di noi. Ecco, questo è il punto, amiche e amici miei. E invece no, queste cose sono andate avanti. Salve Danna, Marco da Cassano Magnago, questo Sala è un pazzo, cosa aspettano i milanesi doc a buttarlo giù e non votarlo più, ma com'è possibile subire queste angherie? Evidentemente sta commentando le parole del senatore Borghi. Ecco, noi in questi 10 giorni abbiamo perso un'occasione, semplicemente d'oro. Vabbè, pazienza. In compenso dobbiamo tenerci Mamma Informata 82 che scrive che è tutto falso, però stranamente se tu gli dici scusate, ma i cinesi stanno spendendo l'ira di Dio per fare la corsa 2.0 allo spazio e arrivare sulla Luna pure loro, anche perché è in ballo una base fissa a livello lunare. Domanda: se questo è tutto falso, perché Pechino non sputtana gli americani nei secoli dei secoli, amen, come avrebbero dovuto fare i sovietici nel 69, se era tutto falso anche quello? Perché vi ricordo che i sovietici ci avevano speso l'anima dell'ira degli mortacci loro dei soldi pur di mandare il primo uomo nello spazio, tale Yuri Gagarin. Yuri Gagarin che al momento di decollare disse "Pogliecciali". Vi svelo un segreto: quando abbiamo fatto la prima puntata di Zoom il 7 settembre 2020,
La sigla di questo programma è una canzone che arriva dall'Unione Sovietica, perché è un pezzo degli Original cantato in uzbeko del 1981, Senka Idan Bilassan. Bene, e quando il regista allora mi disse pronti per andare in onda, io gli ho risposto come Gagarin, pogliecciali. Ma detto ciò, questa è la situazione che ci troviamo davanti. Tutto qui. Va bene, 0292947222, mi pare ci sia una telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, vai col punto, il punto di Michele Caruso. Bonsoir, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va? Bien, ladies and gentlemen, welcome on Zoom, il drive time in mezzo ai fatti sulle magiche onde di Radio Libertà. Conduce Antonino Danna e mi prego di intervenire dopo il senatore Dario Borghi all'interno del suo interessantissimo infotainment che è stato così insignito del microfono d'oro, perché adesso era arrivato il momento, dicevi? Del punto di Michele Caruso. Sappiamo far rispettare i trattati, siamo alleati degli USA e siamo nella NATO, ma non siamo in guerra contro l'Iran. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto nel corso dell'informativa urgente sull'utilizzo delle basi USA in territorio italiano, dopo il no dell'Italia all'utilizzo della base di Sigonella il 27 marzo scorso per gli aerei americani impegnati nel conflitto a Teheran. L'applicazione degli accordi sull'uso delle basi militari americane in Italia è sempre stata caratterizzata da un'assoluta coerenza e continuità da oltre 75 anni. Nessun governo di nessun colore politico ha mai disatteso, messo in discussione, dice Accusa, che è stato mosso, distante da ogni hubris ad hoc, anche solo ventilato l'ipotesi di attuare i trattati internazionali fra Italia e Stati Uniti. Non lo dice in modo da vis polemica, nessun governo giustamente ha messo in discussione questi accordi, ne ha preso atto e li ha applicati, ha aggiunto il ministro della difesa Crosetto. E lui dice che noi non possiamo assecondare rotture isteriche né subordinazione infantile, perché la strada in cui ci si muove e ci si è mossi e ci si muoverà è quella della legge, dei trattati internazionali e della Costituzione, ha proseguito titolare della difesa. Questi trattati hanno sempre costituito l'ossatura del nostro sistema di sicurezza, l'archetipo di un sistema di difesa che nel più ampio contesto di un'alleanza atlantica ci ha permesso di vivere serenamente in prosperità, ha aggiunto Crosetto, e rappresenta l'unico sistema di deterrenza e difesa credibile attuale. Anche parte delle forze politiche dell'opposizione, che alcune volte sente criticare in giro chiedendo la revisione dei trattati a gran voce, ha detto ancora il ministro, ha sempre agito nell'alveo di quei trattati, nel loro scrupoloso rispetto, senza mai negare l'utilizzo delle basi italiane alle forze americane e forse anche senza la trasparenza tout court che qualcuno in questa vicenda recente ha voluto adottare. E vado a concludere, si ha paura che Trump utilizzi la bomba atomica in Iran? Nessuno deve usarla, ha aggiunto Crosetto. La follia di questa dichiarazione era proprio dovuta al fatto che nel mondo c'è già stata, nella seconda guerra mondiale, la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki in Giappone, e che si sta facendo di nuovo una guerra verso l'atomica. Pensavamo di esserne usciti dopo gli accordi tra Stati Uniti e Russia, invece dobbiamo riprendere in mano quell'agenda, perché al mondo nessuno pensi che si possano risolvere i conflitti con l'atomica. La sua preoccupazione è per quelli che inseguono per averla. Così concluso il responsabile della difesa. Sarebbe gradito un suo parere. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Buona serata a te. Il presidente degli Stati Uniti, anzi la Casa Bianca, ha detto che sono pagliacciate affermare che l'America utilizzerà la bomba atomica in Iran, per cui credo che non ci sia niente da aggiungere. La bomba atomica è stata utilizzata in un preciso momento frangente e determinate condizioni. Non possiamo valutare l'ora per allora, conosciamo gli effetti di queste bombe, il loro scopo non è quello di essere impiegato. Certo, se ne fosse dotata la teocrazia sciita iraniana, il rischio di un loro uso immediato sarebbe stato più che tangibile e possibile. Questo noi non riusciamo a capirlo, Israele lo capisce benissimo, questa è la differenza. Va bene, le 19 e quasi 44 minuti di oggi, martedì 7 di aprile.
Allora, alle ore 20 della costa orientale americana, cioè le 2 del mattino di domani, 8 di aprile, scaderà l'ultimatum che è stato dato da Trump agli iraniani. Gli orologi stanno ticchettando, la storia sta ticchettando. Vedremo se stavolta succederà qualcosa e che cosa succederà, anche perché ormai è solo questione di wait and see, aspetta e vediamo. Aspettiamo, vediamo che cosa succederà e naturalmente ci auguriamo il meglio e ci auguriamo insomma che questa guerra finisca al più presto e che l'Iran possa vivere presto libero e sereno fuori dall'orrenda teocrazia che da 47 anni opprime un nobile paese. Le 19:45 minuti e 8 secondi, grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con David Bowie, Life on Mars del 1971 e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go.